Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Si gioca tra Città di Sesto e Lazio Flores. Si tratta ovviamente di una squadra storica, mentre inizia questa partita una Tubau. Bello qui, quantomeno nelle intenzioni, il pallone in verticale, letto bene, però poi si libera al tiro. Renan Correa stringe troppo, chiudere lo specchio e ipnotizzare Cau. Anche il Sesto non scherza in termini di pressione, recupera il pallone, va a realizzare con questo diagonale perfetto di Renan Correa. Concedere questa rimessa sempre sul fronte offensivo alla Città di Sesto. Cau con il sinistro incrocia, arriva il raddoppio del Città di Sesto, la botta col mancino per la scarsa collaborazione. Ha già recuperato però la Lazio, passa a Lupi, buono lo scarico, il mancino da buona posizione di Ruzieri, il pallone che si spegne fuori non di tantissimo, prova Agualo, controlla Ugo Ramada che gli concede un po' di spazio. Lupi in orizzontale dalle parti di Chilelli a smistare per Ruzier, conclude la posizione difficile, fa sportellate Chilelli, poi l'anticipo di Francini, attenzione al contropiede 2 contro 1, Francini, l'uscita provvidenziale di Pardal. Nicao, benissimo questo invito, l'uscita di Muscas e Tubau accorcia le distanze, la Lazio è in partita. Il gol del numero Cini che perde il duello fisico ma va a riconquistare il pallone, calcia col sinistro, soluzione interessante qui per Lucas Francini, fuori il brasiliano, si perde direttamente oltre la linea laterale a Square, qui sbaglia tutto, Tubau si mangia il gol del 2-2, incredibile opportunità per la Lazio. Chilelli prende posizione contro Square e poi il tiro fuori da parte di Nicao. Si è fatta rivedere la Lazio che ora preme forte a caccia del 2-2. Il tiro addosso a Pardal, non è finita, Renan alto, liberato al tiro Lupi, Muscas in due tempi e poi Nicao con il salvataggio sulla linea di Ramada. Ramada dentro da Francini, il movimento di Correa, diagonale velenoso qui di Correa. 5:37 sul cronometro del primo tempo. Attenzione a Ramada direttamente tra i piedi di Francini che appoggia comodamente il 3-1 del Città di Sesto. Avanza, palla al piede, Dionisi scarica per Lupi, Chilelli, la manovra laziale bene, il taglio centrale di Lupi e poi non riesce a realizzare Dionisi, si salva un gioco pericoloso di Dionisi, dicono i giocatori della panchina del Città di Sesto, con il braccio invece. Intanto bel numero di Ramada, cattura di Tubau ad accorciare le distanze per la Lazio che stava per passare anche qui con Capponi di pochissimo alto sopra la traversa Lupi e poi Correa in anticipo, ancora Renan, il tiro alto sopra la traversa con la deviazione però orchestrato qui da Chilelli. C'è spazio per Lupi, dentro per Nicao, Muscas e poi Capponi non passa perché torna sulla sfera Muscas. C'è stato anche un attenzione a Francini che qui cercava il no look addirittura per Ramada dall'altra parte, tanto spazio per Lupi col destro alto ancora. Tubau sbaglia tutto qui, attenzione a Renan dall'altra parte, Renan libera il destro, stava per ingannare Pardal, questa deviazione di Dionisi. C'è il calcio d'angolo per il Città di Sesto. Sempre Renan sul pallone, lo chiede Bueno all'interno dell'area, servizio invece per Cau, ancora il pallone che stavolta è stato deviato a Square, fuori, una sassata col mancino. Anticipo Francini, attenzione ancora a Francini, apre lo spazio Renan, salta il portiere, il palo interno ma la sfera aveva superato la linea di porta e dunque è un gran gol questo per Renan Suarez. Proprio Lupi è in possesso del pallone verso Ruzier, una bomba. Qui vedete quest'altro anticipo da parte di Azzeni, scarica bene per Ramada. Ramada apre lo spazio per Francini, salva Ruzier, poi il palo e non riesce a correggere sotto misura Azzeni. Molto vivace il Città di Sesto.
però concretizza meno, ci prova qui Azzeni, ancora Pardal. 7:40 al termine, Città di Sestu non pago del triplo vantaggio, ancora pronto a premere Casu, è un gran gol di Casu, 5-1 Città di Sestu. Poi dall'estate successiva sempre con il rossoblu del Città di Sestu, portiere ancora non riesce a trovare il varco giusto a Lazio. Qui c'è il velo di Chilelli che lascia il pallone tra i piedi dell'avversario. Ancora il portoghese, Francini dentro, arriva la nuova marcatura di Renan, anche se c'è un cambio di decisione, torna Chilelli per la battuta di potenza, forse invece c'è un A-square in porta con potenza ma senza la necessaria precisione. Contro Ramada, ancora Tubau, Chilelli in porta, interessante il tiro. Ugo Ramada ha recuperato Lupi, la conclusione con la punta. Muscas ancora completerà interamente nella giornata di sabato. Pantano può involarsi 2 contro 1, ora 3 contro 1 e Muscas però ci mette ancora il piede. Il segno meno la squadra di Wilson che rivede la luce. Si tratterà, anzi ormai a questo punto lo possiamo dire con certezza, della seconda vittoria consecutiva. Ancora finisce qui al Paladante, secondo successo in campionato per il Città di Sestu, che dunque cancella il meno in classifica, batte la Lazio con un rotondo 7-1.